Sempre più internazionale la mostra del gelato artigianale di Longarone in provincia di Belluno, la più grande rassegna del settore a livello mondiale. Quest'anno sono arrivati espositori e operatori di nuovi paesi, grande interesse da parte della Cina ad esempio, come ha confermato il consigliere politico dell'ambasciata Tang Yujing. Possiamo fare questo piccolo gelato artigianale in Cina per una messaggero di amicizia anche con questa. Tanti anni fa con Marco Polo porto spaghetti dalla Cina, adesso portiamo i gelati artigianali italiani in Cina. Nel giorno dell'apertura oltre 11.000 visitatori, tantissimi anche ieri e oggi. Domani, mercoledì, ultimo giorno. Oltre 200 gli espositori che rappresentano l'intero mondo del gelato, macchine, attrezzature, oggettistica, arredo e servizi. Soprattutto in fiera a Longarone corre gelato a go-go. Tantissimi gelatieri e aziende trevigiane. Il gelato artigianale parla veneto. I nomi più significativi del gelato artigianale sono partiti dalla montagna bellunese e dai vicini territori trevigiani e friulani. Qui siamo nella terra dei gelatieri, il bellunese, il Veneto è la terra dei gelatieri e quindi qua ci sono centinaia di aziende che espongono il loro gelato e siamo orgogliosi di questo. Buone prospettive quindi? Ottime prospettive, sempre. Io sono ottimista per natura.